stampa. Buonasera, buon pomeriggio. Buonasera. Sto sentendo adesso in diretta la vostra Sì. strana radio, Radio Libertà. Cosa c'ha? Cioè, Cosa c'ha? voi praticamente state dando ragione a un iracheno Sì. che ha invaso la corsia in stato di ebrei, tutto ubriaco. Sì. Quindi lo state difendendo ma no, e state colpevolizzando un italiano che ha provato a difendersi e a difendere le persone attorno. Perché lui era Dico allegro, io, no? ma E che quindi... ma dove vivete? Ma dove vivete? Bene, E parlate poi state parlando di fascismo, certo, di fascisti, no? inizione al potere. Ma siete i primi voi che state arrivando all'Italia. Certo, noi Ma siamo cosa c'è un siete po' comunisti? siamo E parlare, ma che dite? Io mi auguro che vi troverete un giorno questi elementi qua iracheni che siano immigrati. Aspetta, secondo voi cacati in capo. Voglio vedere voi che fate, chiamate i sbirri e quando arrivano i sbirri, dopo un'ora e nel frattempo da ammazzare. Andate a cagare. Perché non ho capito dove voleva arrivare questo, capito? Comunque, no. Il signore in questione si riferiva alla trasmissione di ieri sera alle 7:30 con Antonino Danna. Quindi io me ne lavo le mani, anche i piedi. Le proteste per la trasmissione di Sammy Varin si possono invece inviare in questo momento al 3406709 Santa polenta, che pazienza. Buongiorno da Sammy Varin, come state? Ci sono le notizie della settimana. Aspetta. Allora, aspetta che chiudo e riapro perché le voglio sentire su Instagram. Se cercate Lega Lombarda su Instagram, appare 30 secondi di notizie della settimana targate Lega. Sentiamole, dai che sono curioso, curioso. Fammele sentire. La Lega accelera in Parlamento. L'aula del Cittadinanza. La Lega accelera in Parlamento. L'Aula della Camera ha dichiarato urgente il disegno di legge del Carroccio per estendere la revoca della cittadinanza agli stranieri condannati per reati gravi. Massimiliano Romeo, capogruppo Lega al Senato. Non arretriamo di un millimetro, la cittadinanza italiana non è un regalo e va meritata. ZES del Nord. Matteo Salvini lancia il disegno di legge per estendere le zone economiche speciali anche al nord, con focus su aree transfrontaliere e di crisi. Con le ZES sono previsti investimenti, agevolazioni fiscali, incentivi alle assunzioni e procedure amministrative semplificate. Il commento del segretario della Lega Lombarda, Romeo. Quella sulle ZES per la Lombardia è una battaglia storica della Lega e del sottoscritto, che in questa legislatura ha depositato la prima proposta di legge sulle ZES al Senato il 13 ottobre 2022. Tripletta leghista tra i governatori più amati d'Italia. Alberto Stefani, Massimiliano Federica e il lombardo Attilio Fontana risultano tra i più apprezzati. Il commento del Carroccio: dove governa la Lega si governa bene. È chiaro. Questo è il riassunto, quella che è la ciccia della settimana scorsa, secondo la Lega Lombarda. Cercatela su Instagram, ma vi assicuro che c'è ulteriormente da ingrassare questa mattina su alcuni quotidiani riguardante, ad esempio, la ZES. Questa ZES che ancora molti si chiedono cosa sia. Sai perché? Perché sta andando avanti segretamente, in quanto l'autonomia è una roba, ecco la secessione dei ricchi, ecco la Lega è secessionista e vuole quale. Mentre la ZES si è fatta prima al sud. Sì, già, il sud, lo sapete, no? Le notizie degli ultimi mesi che il sud va più veloce del nord e lo abbiamo infarcito per bene di PNRR, del super bonus 110%, e tira più del nord. Cioè non è poi una gara che ce l'ha più lungo, ci mancherebbe altro, il PIL, ma cioè, comunque anche noi del nord ci siamo, anche noi, cucù, ci siamo. Noi siamo la vecchia radio Padania Libera e non dobbiamo pensare al nord. Vecchio pallino della Lega, lo ZES, che sembra un po' una magia, ma soprattutto che è ancora poco conosciuto, e per quello che lo stiamo portando avanti senza che se ne accorgano quelli del PD. Buongiorno da Sammy Varin, buongiorno a Francesco, più sveglio che mai. Hai dormito bene anche questa notte? Col cacchio. 25 gradi alle 5 del mattino qui al nord, è una cosettina che
che fa pensare. Comunque Mago Varin si è informato per bene, vi posso dire che avremo un weekend con 10-15 gradi in meno. Ho parlato con gente molto in alto, per cui cominciamo a pensarci. Se volevate fare qualcosa tipo andare al mare, in montagna, sappiate che questo weekend che arriva 15 gradi in meno, qui lo dico naturalmente e qui lo nego. Buongiorno, grazie a chi mi sta già scrivendo al 340-6709-659. Ma cosa succede ogni mattina tra le 7.30 e le 9.30, poi ancora tra le 11 e mezzogiorno su questa radio, chiamasi Radio Libertà? Succede che c'è la mia rassegna stampa, un nuovo format di trasmissione che nessuno osa fare, perché le rassegne stampa sono tutte serie di solito. Signore e signori, buongiorno, ecco qua, andiamo su questo, su quell'altro. E invece no, noi ci giochiamo con la rassegna stampa, cerchiamo di sdrammatizzare i titoli più terribili, che anche oggi vi assicuro, oggi si va giù sul pesante, e cerchiamo anche di trovare delle notizie un po' diverse dal solito, che possano riguardare la nostra esistenza quotidiana o comunque le nostre lotte politiche. Qui c'entra molto anche la politica, Lega, centrodestra, ma anche buone proposte che arrivano dalla sinistra, assolutamente sì, in modo che voi ascoltatori che cercate un prodotto diverso dalle solite rassegne stampa, lo trovate qua. E io devo ringraziare tantissimi di voi, non solo leghisti celoduristi, ma proprio persone che hanno semplicemente un cervello che ogni tanto produce qualcosa. Scegliete Radio Libertà, ci venite a cercare non per picchiarci ma per ascoltarci sulla pagina Facebook di Radio Libertà, su quella di Lega Salvini Premier, o semplicemente avete scaricato l'applicazione sul vostro cellulare e ci seguite in tutto il mondo. Chiaro che più facile per chi viaggia schiacciare DAB sul cruscotto della vostra autoradio e cercare Radio Libertà nella banda DAB della radio, e ricordiamolo, ci ascoltate in tutta Italia senza utilizzare nessun internet, perché la banda DAB è una banda di ricezione normalissima come fosse l'FM. Buongiorno naturalmente agli amici che ci ascoltano dall'ufficio, da casa, con il computer sul sito radiolibertà.net, e buongiorno anche a quelli che ci seguono negli orari più disparati scaricando la rassegna stampa dopo le 9.30 dal nostro sito radiolibertà.net. Vado? Dove vado? Se ne va già via. Vado. Devo cominciare la rassegna stampa ufficialmente, signori, ed ecco qua il vostro e nostro quotidiano di riferimento, il quotidiano comunista, il Manifesto, purtroppo orfani dell'unità, e c'è gente che piange ogni mattina davanti all'edicolante, che si è anche rotto le palle di vederlo piangere ogni giorno, e dovete pazientare. Lo stanno comprando quelli del PD e stiamo aspettando che il PD compri l'unità, ma e niente, finché non viene acquistato dal PD, l'unità purtroppo non esce più in edicola, e noi ci scherziamo, ma chiaramente siamo preoccupati per i colleghi giornalisti e per la pluralità di informazione. Ma perché mi guardate con quella faccia? Non riesco mai a essere convincente. Sono serio! Cioè, tu dici, tanto se un giorno chiuderà Radio Libertà, quella lì, sto facendo i cornette, no? Ci saranno comunque quelli di sinistra che faranno la battutina, quindi noi non possiamo far la battutina, ok. Il Manifesto. Va di lei, bellissima questa scenetta, chiaramente fotomonteggiata o semplicemente non voluta, tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Va di lei, nel senso vada pure lei. Cosa succede? Nuova piroetta prima del vertice anti-Antifa convocato da Rubio, vertice anti-Antifa. Sapete qualcosa? Si cambia sottosegretario. Salvini stoppa il leghista Molteni e Meloni invia negli Stati Uniti il suo fedelissimo Prisco.
Gli altri europei non si espongono, ma della compagnia farà parte l'argentino con la motosega, Milei. Questo è il bellissimo quadretto del quotidiano Il Manifesto, ma noi lo amiamo così e bisogna prenderlo così il Manifesto. Attenzione, sul Manifesto è anche l'unico quotidiano che parla dello scaricabarile tra poteri europei e che blocca ogni limitazione ai commerci. Ma di che cavolo parla il quotidiano Il Manifesto? Dei prodotti dei coloni, la resa europea. Per la Commissione UE deve decidere il Consiglio, per il Consiglio deve decidere la Commissione e nessuno decide. Nell'ultimo Consiglio Esteri UE prima della pausa estiva, l'Unione Europea rinvia ogni decisione sulle sanzioni commerciali contro i prodotti che vengono dalle colonie occupate illegalmente. Erano proposte quasi cosmetiche, ma nemmeno quelle sono possibili e di fatto un via libera ai coloni. Il prossimo Consiglio UE sarà a metà ottobre, 2 settimane prima dell'elezione in cui Netanyahu si gioca tutto. Questa la prima pagina del quotidiano Il Manifesto. E è giusto anche fare felici i nostri amici comunisti, che ce ne sono tanti che si ribellano allo status quo delle normali emittenti con il solito, ragazzi, mamma mia, che pastone terribile. Siete già tutti svegli, allerta, state scrivendo come matti al 340-6709-659. Mi fa sempre piacere quando vi vedo svegli e arzilli, e tra un quarto d'ora Sammy Varin legge tutti quanti i messaggi, quindi se avete qualcosa da dire fatelo adesso. Intanto, a proposito di caldo, Corriere della Sera, sito elettronico caldo, attesi fino a 45 gradi in Sardegna. Giovedì il picco in Italia, e la notizia che circola su vari giornali è che in Europa sono già 10.000 i morti. Spero tutto bene a casa vostra. A questo punto inizio a chiedere, sai che noi scherziamo su tutto, anche sulla morte, minimo. Come state questa mattina? Fatemi un whatsappino al 340-6709-659, perché c'è il climatologo Fazzini che dice è un anticiclone anomalo e nel weekend al nord arriverà aria artica. Aria dal Polo Nord, giù di 15 gradi e forse tempeste. Quindi se avete impegni nel weekend, chiaramente sono previsioni, poi non date la colpa a me, prevedo, stravedo, più o meno nel weekend dovrebbe scendere di 15 gradi la temperatura. Vedete, insomma, di non fare cose strane, perché magari vi ritrovate congelati. Ma cosa sto dicendo? Come si usa davvero il condizionatore? Tutti gli errori che si commettono ogni estate. Francesco, hai visto? Dicevi che ti faceva troppa acqua questa notte. Non è che magari sbagli uno si passa la giornata. Peccato che poi ci clicchi sopra, no, per leggere, e se non hai l'abbonamento non ti fanno leggere. Va bene, anzi va male, ma non dobbiamo rassegnarci a una rassegna stampa qualunque, ragazzi miei, assolutamente no. Vi porto su Repubblica. La terza notte consecutiva di raid USA per Hormuz, attacco iraniano contro 2 superpetroliere, un morto, Trump minaccia colpiremo un sito nucleare. Ci mancava solo quello di colpire il sito nucleare. Ma la novità, secondo me, che potrebbe cambiare la vita di tutti i giorni, ce la dà il Corriere della Sera nel cartaceo che ora vi mostro. Telchi, volevo farvelo vedere, ma come al solito il nostro computer di bordo ha giudicato il Corriere non abbastanza comunista. Conto corrente postale 37671294. Ricordate, soprattutto voi amici che siete in vacanza, che avete qualche ora libera, ricordate che Radio Libertà vive, e non vive d'aria, vive grazie ai vostri sostegni economici. E chiaro, se ci venite a trovare con un salame, con una torta, con un gelato, va benissimo, ma se ci fate un piccolo contributo sul conto corrente postale 37671294, 37671294, estrazioni del letto 3
7 6 7 1 2 9 4, naturalmente dedicato a Radio Libertà, contributo volontario, la causale, e voilà, 5 euro per Sammy Varin per comprarsi un nuovo computer di bordo che sia un po' meno comunista. La stessa cosa la potete fare naturalmente sul sito radiolibertà.net, cliccando in alto a destra come andare in bagno, aiuta Radio Libertà, dona ora. Con una carta di credito potete aiutare la nostra radio prima di tutto a continuare a esistere, perché te l'ho detto, quando vedo che l'unità non è in edicola, sì, lo so, la prima sensazione è di un sorriso, la seconda è dice attenzione che domani tocca a voi, caro Sammy Varin. Hormuz, la tassa di Trump, titola oggi il Corriere della Sera. Ed è detto tutto. Cosa significa? Vuol dire che oddio, non lo so se metteranno un telepass alle navi. So che si parla sempre più seriamente di una tassa, di tassare le navi che passano da Hormuz, altrimenti non passano. E se non passano, qui non arriva più niente, o quasi. Addirittura questa settimana sta finendo il jet fuel per gli aerei. Ma non le si può mettere l'olio di colza, quelle robe lì, no, fa un po' di puzza tipo McDonald's, non si può. Hormuz, la tassa di Trump, questo è il titolo che potrebbe cambiare il nostro futuro. Blocco USA sullo stretto, le navi paghino il 20%. Poi i nuovi raid, alleanza contro i missili balistici di Putin. Altra novità del giorno, signori, facciamo lo scudo europeo, e c'è anche l'Italia chiaramente, e ci lasciate fuori, e che cazzo. Trump, che nella notte ha dato il via al terzo attacco consecutivo contro l'Iran, annuncia un nuovo blocco dello stretto ed è pronto a imporre un pedaggio del 20% per la sorveglianza di Hormuz. Quindi Trump fa controllo. Ma che cazzo fa? Che poi quelli continuano a sparare. Vabbè, Trump controlla lo stretto di Hormuz, quindi fa in modo che passino le navi con tutte le cose che ci servono, e noi gli dobbiamo pagare il 20%. 20% di che, scusa? No, se non c'è scritto. Il ruolo degli 007 di Mosca, l'Italia nella coalizione a sostegno di Kiev contro i missili balistici. Questo è il titolo che potrebbe cambiare qualche cosa nella nostra vita di tutti i giorni, nel senso che ogni roba che arriva dallo stretto poi verrebbe chiaramente rincarata da questo dazio del 20%, la tassa, il 20%, ma di che cosa? Te lo dico più tardi. C'è subito l'editoriale di Federico Rubini, così nel mondo finisce la libertà di navigazione, i pedaggi e la legge del più forte. E chiaramente l'ONU ha già detto di no, ci mancherebbe, non esiste una roba del genere. Chiaramente quello che dice l'ONU e Trump lo ascolta. Caldo record, il dato shock è sempre la prima pagina del Corriere, ragazzi, e che oggi è monumentale nelle sfighe. Chiaramente mentre io leggo voi state toccando ciò che preferite. Caldo record, il dato shock, ci sono 10.000 morti in più. Continua l'ondata di caldo che ha raggiunto punte record. In Europa si registrano più di 10.000 vittime. Le previsioni in Italia per questa settimana sono di un ulteriore innalzamento delle temperature. In Sardegna si dovrebbero toccare i 45 gradi. Finito il caldo torrido, c'è il rischio delle super piogge. In attesa delle super piogge che, ripeto, arriveranno nel weekend, siamo sempre sul Corriere. Di spalla la legge elettorale, maggioranza alla prova sulle preferenze. Devo dire che ogni giornale oggi dice la sua sulla legge elettorale. Noi, che siamo diversi, grandi come l'Universi, non ne parleremo, o comunque ve la citeremo appena. Cosa vuol dire?
c'è un emendamento al voto, la legge elettorale divide la maggioranza, scrive il Corriere, è la prima volta che non si possono fare previsioni, dicono da Fratelli d'Italia, che sono quelli che hanno voluto fortemente il ritorno delle preferenze, ma c'è un emendamento bada ben bada ben. Che cos'è l'emendamento bada ben bada ben? È un emendamento che ti permette comunque di far contenti tutti quanti. Ci sarà il numero 1 che sarà quello del bloccato, che quello per forza lo devi votare, ce ne saranno altri 3 che faranno contenti i partiti più importanti. I 3, i nomi sono già scritti, quindi li potete scegliere tra quelli che i partiti hanno già scelto, quindi sai che preferenza, ma d'altronde è sempre stato così. E come meniamo il torrone, Dio mio, mamma mia, queste sono cose che non gliene fotte assolutamente niente ai cittadini, sappiatelo. Report, sì, anche oggi su tutti i giornali c'è report, verifiche sulle visite di Lavitola in Rai, e anche qui cose che assolutamente non ci interessano, almeno a me. Se non mi interessano a me è chiaro che non le dico neanche a voi, non pensate, io faccio una rassegna stampa molto centralista, come diceva Bossi, quindi sappiate che non vi menerò il torrone, scusate, cioè, guardavo, no beh, perché meridionale, dici, questo è... Oh, che ci avete con me stamattina? Volkswagen, altri 50.000 posti a rischio. Questo è un argomento grave, perché qui siamo sopra i 100.000 licenziamenti della Volkswagen. A me viene voglia di farmi rate per 20 anni e di comprarmi una Golf a questo punto, perché mi iniziano a farmi pena questi della Volkswagen. C'è qualcuno di voi che vuole comprare una Golf? Ho buttato Aurora giù dal balcone, la tredicenne assassinata nel 2024. L'ex fidanzato si è deciso a confessare al processo d'appello. Questa la prima pagina, oltre naturalmente di Sinner, la foto di Sinner al ballo dei campioni, il re di Wimbledon, Sinner 24 anni, e la ceca Noskova 21, la regina del femminile al ballo dei campioni. Bellissimi. Giro per pochi istanti, perché non vi voglio annoiare, sul Corriere all'interno, per darvi la sensazione che questo blocco navale è di nuovo appunto tutto fermo, e soprattutto il pedaggio del 20% che sembra una cosa assodata. Ribadisco e discoriba, io non insisto, perché negli ultimi mesi e anche più abbiamo visto che i giornali scrivono una cosa e il giorno dopo Trump dice no, scherzavo, no, niente, facciamo qualcos'altro. Trump riattiva il blocco navale, l'annuncio pedaggio del 20%. Terza notte di attacchi USA, il tycoon minaccia colpiremo un impianto nucleare. Noi naturalmente, toccando i cosiddetti, svolazziamo via subito, perché ripeto, stare qui a farvi preoccupare di cose che poi magari non si verificano perché sono solo sparate mi sembra una perdita di tempo. Certo, si comincia a analizzare questa possibilità, che sembra più di una possibilità, dei guardiani a pagamento, scrive oggi sul Corriere Federico Fubini. Così il presidente fa a pezzi la libertà di navigazione e offre un assist all'Iran. Traditi 80 anni di politica USA, Araci, noi faremo pagare meno. Quindi adesso iniziano a dire chi va a pagare, ti ho detto, anche il Telepass, no? Il Telepass ha un costo, ci sono altri concorrenti che hanno altri costi. A questo punto io direi ci affidiamo a chi fa pagare di meno questo stretto di Hormuz. Paginone esagerato oggi sul quotidiano Il Corriere su questa libertà di circolazione che verrebbe a meno, a non esistere. Uno scudo contro i missili di Putin, perché Putin ci vuole tirare i missili, l'alleanza europea con l'Ucraina. Siamo sempre sul Corriere a pagina 4. 10 paesi, tra cui l'Italia, nella coalizione antibalistica Freya,
sembrerebbe quasi una parolaccia, ma non lo è. Freya, ok? La missione di Zuppi a Kiev. E anche qui paginone per raccontare come si stia preparando questa coalizione per avere una difesa missilistica contro la Russia. Giro di nuovo la pagina, chiaramente interviste che riguardano la Vitola e tutte le menate su queste cose, Ranucci, suo amico, la cena, oggi si intervista quello che gli ha fatto la fotografia, ripeto, sono robe che penso non vi interessano più di tanto, mentre io ho un riquadretto bello bello sul Corriere. A che pagina sono? A pagina 13, che vi leggo volentieri, proposto dalla Lega. Grosseto passa il testo con il sì alla remigrazione. Allora, ieri c'è stato intorno a Busto Arsizio, mi pare, in provincia di Varese, un bellissimo incontro sulla remigrazione promosso dalla Tovaglieri e dai patrioti europei, con un famosissimo giornalista Giordano. Ho visto le foto, ragazzi, non era pieno, strabordava, signore, un incontro sulla remigrazione. Io gli ho scritto alla Tovaglieri alle 5 di questa mattina, mi avrà mandato sicuramente a quel paese, in effetti non ha ancora letto il messaggio, che rompipalle di un semimarin, se per caso ha l'audio di questo incontro, perché sarebbe interessantissimo trasmetterlo su questa radio. E ci sono altre cose che riguardano la remigrazione, adesso arrivo, ma intanto particolare ciò che è avvenuto a Grosseto. È passato il testo con l'insì alla remigrazione. Chiaramente Grosseto non siamo proprio in piena Padania, la Lega non è al 100%, la remigrazione entra nel vocabolario dei consigli comunali italiani. Attenzione, in quello di Grosseto, Toscana, è stato approvato un ordine del giorno nel quale il termine è citato, mentre si chiede un rafforzamento delle politiche di rimpatrio, che è la stessa cosa, ragazzi, remigrazione, rimpatrio, capito? Solo che remigrazione fa più paura, capisci? Fa più paura. Quindi rimpatrio nei confronti dei migranti regolari e dei cosiddetti soggetti non integrati. Io aggiungerei soprattutto quelli che si macchiano di gravi reati, che non sono soltanto i terroristi, ragazzi miei, ci sono molti altri gravi reati che c'è da cambiare la Costituzione, ditemelo, la cambio, guarda, la cambiamo subito, quelli vanno rimandati al loro paese. Chiaro che tra dire e il fare ci sono di mezzo i giudici e bisogna fare accordi con quei paesi, eccetera, eccetera, e ci sono anche i soldi, perché non li si può mettere su un aereo e ciao ciao, ma devono essere accompagnati. Quindi, primo firmatario di questa bellissima cosa sulla remigrazione a Grosseto è stato il leghista Gino Tornusciolo, tra gli aderenti al comitato promotore della proposta di legge sulla remigrazione. Sapete che si sono fatte un fracco di firme, raccolte tantissime firme sulla remigrazione e ora il governo ne deve parlare, o comunque in Parlamento ci deve essere una discussione. Ordine passato con il via libera di Lega, Fratelli d'Italia, Noi Moderati e Forza Italia, mentre i gruppi consigliari di opposizione con PD e Azione dicono... Cosa dicono? Dicono: la remigrazione non è una politica migratoria, ma una politica razziale. Questo perché punta a costruire un'idea di società fondata sull'espulsione di intere categorie di persone selezionate non per responsabilità individuali, ma per origine, appartenenza culturale o presunta non assimilabilità, quella roba lì, assimilabilità, in definitiva per il loro profilo etnico. Quindi facciamo una pulizia etnica qua in Italia facendo la remigrazione. Chiaro
Do a voi il permesso, cari ascoltatori di Radio Libertà, anche quelli di Grosseto e della Toscana, ci ascoltate ovunque in DAB, inviate un WhatsApp al 340 6709 659, rispondiamo a questi amici del PD. Intanto è passato il testo a Grosseto per il sì al termine remigrazione. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Che bella versione questa, signori. È gospel andante nella versione di John Batiste. Appena uscito un nuovo album. Qui è la reinterpretazione in chiave afroamericana del celeberrimo secondo movimento del concerto per pianoforte e orchestra numero 21 in do maggiore K467 di Mozart. Il titolo dell'album nuovissimo di John Batiste è Black Mozart, è un Mozart nero. E poi qualcuno dice che siamo razzisti, ma guarda un po'. E vi ho mandato questo pezzo proprio perché dovevate riprendervi dalla notizia incredibile da Grosseto dove si può dire remigrazione. Ve la siete persa? Non ve la ripeto più, basta, devo sempre dire le stesse cose. E oggi sul Corriere la remigrazione entra nel vocabolario dei consigli comunali italiani. Sembra una stupidata, ma vi assicuro che non lo è. Tra poco vi leggo anche del Vannacciano che ha messo KO l'immigrato e che dice di se stesso meriterei una medaglia. Sinceramente non condividiamo, ma avrà visto i film Citizen Vigilante, naturalmente, questo qua ve l'ho detto io che sono film interessanti, ma da cui bisogna prendere le distanze, cioè la violenza, la giustizia da sé non si deve fare. Tra poco vi leggo la notizia. Intanto vado a leggervi un po' di WhatsApp perché mentre io parlo voi siete attivissimi. Ho un esercito di persone scalmanate dal punto di vista certamente internetaro al 3406709 potete inviare tutti i vostri commenti di qualunque tipo a qualunque notizia che vi leggo o anche a quelle che invece non vi leggo. Ad esempio, c'è il nostro amico della notte che mi dice: ma cosa stai a leggere le solite notizie, eccetera? Devi leggere quanto ci costa la guerra in Iran. È vero, questa cosa, sono d'accordissimo. E soprattutto chi ci guadagna. Ce n'è un altro che durante la notte mi ha scritto: a Napoli gli extracomunitari ai semafori ti minacciano, se non gli dai qualche moneta e se gli dai poco ti prendono a calci l'auto. Io non sono napoletano, ma ho la figlia che studia a Napoli e vi dico che la situazione è tragica. Caro mio, poi ti leggo cosa si scrive oggi sul Libero, perché hanno intervistato quelli che vivono tutti i giorni Milano dal punto di vista della sicurezza e dicono sono i City Angels, forse li conoscete. Ci hanno raccontato che praticamente sta cambiando in peggio la città di Milano ed è ormai diventata invivibile. Ciao Sam, mi ricordi ieri quando ti ho scritto che l'intelligenza artificiale era in mano alle zecche di sinistra? Ho fatto una prova al contrario, ovvero ho fatto una foto al testo in spagnolo Cara al Sol e gliel'ho inviato per la traduzione in italiano che ha eseguito senza problemi, ovvero l'ho ingannata alle zecche e dico che c'è ancora molto da lavorare, scrive Enzo, c'ha tempo da perdere, però fa delle cose intelligenti. Bravo. Ciao Sammy, hanno ragione Antonino e Maurizio. Non siamo nel Far West, mi scrive invece Pierluigi. Se Meloni è nella lista nera dell'Iran, è ora di pensare a mettere l'Islam, anche quello moderato, tanto sono tutti tarati uguali, fuori legge in Italia. C'è poi un messaggio audio. Sentiamo cosa dice questo. Caro Sammy, Voilà. ciao, sono Alessandro dalla provincia di Varese. Ciao. Non ti nascondo che quando siete passati dalla rassegna stampa di Cainarca, che apprezzo tantissimo, alla Minimo. tua, apprezzo ovviamente anche tanto te, non mi trovavo tanto bene, sinceramente. Immagino. Invece un po' col tempo ho imparato a capire dietro la tua apparente giocosità che in fondo forse la salute è la cosa più importante di tutto e quindi
anche le notizie, per quanto possano essere gravi o serie, possono essere dette con un minimo di leggerezza. Quindi hai tutta la mia stima. Un grande abbraccio. Oh, ti ringrazio. Non capisco se è stima o pena verso il sottoscritto, però io apprezzo il tuo apprezzamento, assolutamente sì. Lo sapete, ormai è da più di 2 anni che ho in mano questa rassegna stampa e chi me l'ha data in mano non sapeva quello che faceva. Ecco, io ho cercato di spiegarlo al direttore Sallusti, ma sei sicuro? Ma no, non fare questa cosa. Chiaro che dando una rassegna stampa, che è la trasmissione più ascoltata di Radio Libertà, da Giulio Cainarca, Sammy Varin, c'è un abisso culturale, ma anche un abisso di sollecitazione radiofonica completamente diverso, hai capito? Io sono nato con le radio private, ho fatto radio quasi 50 anni che faccio radio in modo completamente diverso. Però giustamente cerchiamo di sfiorare altre corde, cerchiamo di avvicinare alla politica e non soltanto anche le persone che rimarrebbero distanti perché non gli interessa, perché è noioso, perché sono gli stessi, dicono le stesse cose, tanto non cambia niente. Cerchiamo di avvicinarvi alle cose che pensiamo siano positive, ok? E chiaramente non siamo qui per annoiarvi, questo è il leitmotiv della mia rassegna stampa. Vi piace che parlo un po' difficile, così attiro anche qualche comunista? Cerchiamo di non farvi annoiare. Se vi faccio annoiare, voi prendete questo cazzo di telefono e me lo dite. Chiaro? 340 6709 659, perché se vi ho fatto annoiare ho fallito. Trump, cominci veramente a rompere i coglioni, adesso hai stancato? Ok, pensavo ce l'avesse con me, ce l'ha con Trump. Ciao Sammy, ma mi viene proprio da ridere, come cavolo fanno a quantificare 10.000 vittime per il caldo? Oh, Dani, così adesso devi fare, cioè, sei morto per il caldo. Ti ricordi il Covid, no? Che c'è morto per il Covid. Se tutti per il Covid, Covid. I giornali sono proprio patetici, devono terrorizzare i gonzi. Io non ci credo assolutamente, Dani da Como. E poi, ma non ti vergogni a rilanciare false notizie. I 10.000 morti in più per il caldo sono morti solo negli algoritmi di dementi, pagati dai soliti noti. Invece perché il Ministero della Salute non rivela i veri morti del vaccino? Lo sapevo. L'ascoltatore gomblottista Marco voleva arrivare qua. PS, le guerre servono a Larry Fink per aumentare i profitti di BlackRock. Oh, BlackRock Baby Band. Oh, Black Baby, quella era Black Baby, ok. Sveglia, altro che preferenze, visto che pochi andranno a votare. Vedete, Marco mi ha distrutto completamente la rassegna stampa. Era venuta così bene, però è giusto, ripeto Marco, io ti voglio bene, se non addirittura potrebbe essere addirittura amore. Sappi che già il fatto che mi è andato in mano la rassegna stampa, nostro amico di Varese aveva qualche dubbio, e se poi mi metto anche a leggere le cose che non sono nella rassegna stampa e mi pigliano per scemo, dice ma allora sei scemo, cioè già così qualche dubbio vi viene. Se poi inizio a non leggere i giornali, andare su internet, sui siti strani, gomblottista.it, scherzo ragazzi, sono anch'io un po' gomblottista, e capito? Quindi minimamente mi devo attaccare ai quotidiani. Grazie a chi è Carmen. C'era anche lei alla serata di ieri nel Baresotto con Isabella Tovaglieri. Facci vedere le foto. Sì. C'era Giordano, c'era la Tovaglieri, c'era un fracco di gente, ma sai quanti? Avrà fatto anche un caldo boia perché erano all'aperto, ma per fortuna era verso sera. E sto chiedendo l'audio, appunto, sto chiedendo sia a Isabella che al suo responsabile stampa l'audio, vediamo se è possibile trasmetterlo, perché era un convegno sulla, proprio quella, remigrazione. Infatti sulla magliettina c'è scritto remigrazione e la voglio anch'io, la magliettina con scritto remigrazione. Corriere esagerato sia su clima che sulla crisi di Hormuz. Comunque a bloccare le navi non è Trump, ma sono sempre gli iraniani, scrive Silvio da Torino. Ragazzi, state facendo i pazzi, è colpa mia, lo so, ma mi devo rituffare nella rassegna stampa, tanto lo sapete, i vostri messaggi li leggo o prima delle 9:30 oppure tra le 11 e mezzogiorno. Mi rituffo in rassegna stampa perché oltre appunto
alla notiziona, questo riquadretto magico che ci piace tanto sul quotidiano Il Corriere, che parla di Grosseto e quindi della remigrazione che è entrata nel vocabolario dei consigli comunali, e a Grosseto è stato approvato un ordine del giorno nel quale il termine remigrazione è citato, è proprio chiedendo un rafforzamento delle politiche di rimpatrio. Cioè, ragazzi, non so se mi spiego, se è passato a Grosseto deve passare da tutte le altre parti, perché la remigrazione significa rimpatrio e c'è sempre stato rimpatrio, non l'abbiamo inventato adesso, capisci? Ma è un termine che fa molta paura alla sinistra e solo per questo, ragazzi, io faccio carte false. Dai, ridiamo un pochettino. Adesso vi faccio vedere il Vannacciano che ha messo KO l'immigrato e che dice meriterei una medaglia. Fammelo vedere, Francesco, tipo simpatico, eh? Giuseppe Barboni, imprenditore iscritto a Futuro Nazionale, ha postato sui social il video in cui mette le mani addosso a un migrante a San Benedetto del Tronto. Praticamente un uomo di origini straniere sta bloccando il traffico, il militante Vannacciano si avvicina, accende la discussione, poi aggredisce l'uomo, lo getta a terra e lo colpisce con pugni al volto. Sembra Vannacci, ma non è lui, è una fotocopia in brutto sicuramente di Vannacci, anche perché sinceramente, caro Vannacciano, Giuseppe Barboni ci hai fatto una figura di merda, perché non si fa in questo modo. Sì, era ubriaco, sì, dava fastidio, ma andiamo piano, qualcun altro ha tirato fuori la pistola e ha fatto una brutta fine. Andiamoci piano. Il film che vi sto distribuendo, se mi scrivete al 340 6709 659, si intitola Citizen Vigilante, censurato in tutta Europa, ha un suo significato, sì, cioè che molta popolazione ha paura che non si riesce più a vivere in città e in Europa, perché solo gli immigrati, praticamente sono solo loro che hanno in mano le nostre città. Certo, la malavita ce l'abbiamo anche noi e come, ma solo loro si danno da fare a distruggere la nostra quotidianità. Non ti puoi far giustizia da solo, caro Vannacciano. Ho fatto quello che bisognava fare. Giuseppe Barboni non indietreggia, ma avanza, secondo i dettami di Roberto Vannacci, il suo leader di riferimento. Dopo il vivace corpo a corpo di sabato sera con un immigrato di origine irachena che, probabilmente alterato dall'alcol, si era piazzato in mezzo alle strisce pedonali e bloccava il traffico sul lungomare di San Benedetto del Tronto, difende la sua reazione e dopo un'ospitata, naturalmente alla zanzara, spiega: mi sarei aspettato una medaglia invece delle critiche. Chiaramente, se volete, l'articolo del simpatico Cesare Zapperi non manca oggi sul quotidiano Il Corriere, ma anche su altri quotidiani, perché giustamente è un segnale, è una segnalazione di come la gente non ne può più. Ma attenzione a non esagerare, ripeto, attenzione a non esagerare, perché i Vannacciani, chiaramente lo dico con rispetto e con tanto amore verso chi ci ha tradito, perché il generale Vannacci è il mio preferito, adesso cercherà in tutti i modi di esagerare Vannacci, perché questo governo sta facendo cose importanti che pian piano se ne comincia a parlare e Vannacci si ritroverà lì con il cerino in mano dicendo: oh cazzo, e questo lo sta facendo, e sta facendo anche quell'altro, capito? E cioè si accorgerà che dice le stesse cose che dice la Lega, che dice questo governo, e quindi non ti rimane altro che far parte del centrodestra di questo governo e non rompere i coglioni troppo, capito? No, fare da pungolo, sono d'accordissimo, ne torniamo a parlare, state certi, perché ripeto, il generale Vannacci lo abbiamo avuto con noi per tanti mesi, è stato vice segretario della Lega, è stato a Pontida dicendo non vi tradirò mai, ha dato mani, abbracci, ha assicurato, eccetera, poi ha tradito tutti noi che lo abbiamo votato e noi continuiamo ad amarlo. Siamo dei deficienti. Siamo sempre sul quotidiano Il Corriere. Aurora, il killer confessa e si scusa 2 anni dopo, la madre no a sconti, ma anche Adinolfi dal GIP, nessun rimorso, non frego le vecchiette, ai domiciliari Mario Adinolfi.
Fa invece più impressione la notizia da Vicenza. A fuoco l'azienda del sindaco islamico leghista anti-baby gang. Ragazzi, questa mi manca la collezione. Avere un sindaco islamico leghista anti-baby gang manca. Cielo, manca. Stiamo ridendo, ma che cacchio, gli è andata a fuoco l'azienda. Si chiama Moreno Marsetti, è di padre veneto e di madre marocchina. La sua azienda è stata data alle fiamme, l'aveva fondata suo padre 40 anni fa. L'azienda di un sindaco musulmano e leghista a Isola Vicentina, provincia di Vicenza. Una genetica rara, scrive il Corriere, di per sé, e tanto più tra le pieghe della campagna vicentina. Stiamo parlando di Moreno Marsetti, vittima di quello che sembra a tutti gli effetti un attentato incendiario, forse riconducibile alla sua attività amministrativa e sindaco, e in particolare alle tensioni con alcune baby gang di seconda generazione. L'azienda fondata 40 anni fa dal suo padre, la Marsetti Gomme, a Isola Vicentina, è stata ridotta in cenere da un devastante incendio scoppiato nella notte tra domenica e lunedì. La pista che il suo impegno politico della Lega e la sua strenua battaglia contro le intemperanze delle bande giovanili siano la causa diretta dell'attentato è più di un semplice sospetto investigativo. Sul retro dei 3.500 metri di capannoni che ospitavano materiale plastico, veicoli, pneumatici, ricambi, gli inquirenti hanno trovato alcune taniche, con molta probabilità l'innesco del rogo. Per spegnerlo i vigili del fuoco hanno impiegato ore, parte della copertura è crollata, hanno dato fuoco alla mia azienda. Le prime parole del sindaco: non so chi mi abbia preso di mira, ma è una chiara intimidazione di tipo mafioso. Non è accettabile che per il solo motivo di ricoprire al proprio meglio un ruolo amministrativo si possa subire una ritorsione così pesante. Il sindaco non fa ipotesi, certo è che solo pochi mesi fa sul parabrezza della sua auto aveva trovato un biglietto con queste parole: ti facciamo saltare in aria l'auto con te dentro. Marsetti non è un amministratore qualunque. Di padre vicentino e madre marocchina, dal 2020 ha acceso su di sé i riflettori della stampa nazionale, conquistando il primato di primo sindaco musulmano d'Italia. Un profilo singolare, capace di scardinare i tradizionali cliché ideologici. Leghista della prima ora, cresciuto a pane e lavoro, ha costruito la sua carriera con una scalata vecchio stampo partita dal basso, dal volontariato alla fascia tricolore, all'anomalo binomio tra fede e appartenenza leghista. Marsetti ha sempre risposto con il pragmatismo veneto e una rigorosa linea della fermezza contro il degrado, guadagnandosi sul campo la fama di sindaco sceriffo, celebre per aver guidato personalmente lo sgombero di alcune roulotte abusive. Una linea che ha pagato. Pochi mesi fa è stato rieletto per il secondo mandato. E chiaramente la nostra solidarietà al sindaco di Isola Vicentina, Moreno Marsetti. Gli è andata a fuoco l'azienda perché è della Lega, perché è anti-baby gang. Chi sarà mai stato? Chiaramente un vostro pensiero al 340-6709-659. Sono ancora sul Corriere, sono un pazzo suicida, però non potevo non farvi vedere anche questo articolo. Siamo a pagina 36 e c'è Enzo Del Rico che fa un appello. Questa volta non è figlio d'Apollo, ma è figlio del Sud. Infatti, il titolo è "Non freniamo il Sud che corre". Ne abbiamo parlato in questi mesi. Il Sud va più veloce del Nord, ce l'ha più lungo del Nord il PIL. E c'è un motivo per tutti, si chiama PNRR, si chiama 110%, chiamatelo come volete. Sviluppo: il meridione ha tassi di crescita migliori del centro-nord, ma finita la spinta del PNRR,
occorre non disperderne i frutti, scrive Enzo D'Enrico. Paginone sul quotidiano Corriere, pagina 36. L'incipit è questo: c'era una volta la questione meridionale. Sembra una favola, vero? E qua mi fermo, chiaramente, dovete andarvelo a recuperare. Oh, io vi devo invogliare a leggere, poltroni che non siete altro. Interessante articolo che fa il paio con... ma questa però ve la devo leggere, scusa, sul Corriere, sì. No, dicevo, fa il paio con La Stampa, state lì, perché poi vi leggo la prima pagina della Stampa che ci ringalluzzisce a noi del Nord. Attenzione a questa notizia leggera. Cicciobello verso la Cina, e uno pensa subito all'ex sindaco di Roma, ma no, non è lui, è vero, Cicciobello vero. Francesco, questa è tua, è tua questa notizia. No, perché lui assomiglia un po' a Cicciobello, c'ha quella faccia bello forte, anche un po' Big Jim, secondo me assomigli. Devo provare a schiacciarti la schiena, si fa così come faceva Big Jim. Cicciobello verso la Cina, i giochi preziosi entrano nell'orbita Super Eisen, signori. Già, giochi preziosi al Mimit ha confermato di aver raggiunto un accordo volto al possibile ingresso nell'azionariato della cinese Super Eisen. Secondo indiscrezioni, Super Eisen sarebbe pronto a versare 80 milioni per sottoscrivere la porzione maggioritaria dell'aumento di capitale necessario a mettere in sicurezza l'azienda. Insomma, Cicciobello verso la Cina. Il controllo di giochi preziosi va verso la Cina. Cicciobello con gli occhi a mandorla. Guarda, lo sai, Sammy, che poi vai verso il razzismo se dici queste cose. Basta, cambio subito giornale. Però era carina questo Cicciobello verso la Cina. Vi vedo interessati. No, state aspettando qualcosa d'altro, lo so. Ecco che arriva, calma, oh. E faccio fatica a schiacciare il mouse, e poi il computer comunista è difficilissimo. Ecco il quotidiano La Stampa. Inizio dal taglio alto, non ce ne frega più di tanto. Preferenze quasi intesa, incognita voto segreto. Preferenze ma non troppo, titola La Stampa. Perché non sono preferenze, capisci? Perché, ma ti giuro, sembra che abbiamo scoperto l'acqua calda, ma c'è sempre stata sta cosa. Cioè i partiti scelgono quelli che sarebbero i candidati, i possibili parlamentari futuri, tra gente veramente in gamba, e te li mettono lì e tu puoi scegliere tra questo e quell'altro. Santa polenta! Preferenze ma non troppo, le chiama quest'oggi il quotidiano La Stampa. Oggi la riforma della legge elettorale debutta in aula alla Camera e la notizia è l'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati, UDC, che prevede capolista bloccati, quindi i partitini comunque avranno quello da votare, riusciranno a votare solo quello con pochi voti, e 3 preferenze da scegliere in un ristretto listino di 6 nomi, ok? Quindi 6 addirittura ne avrete di nomi, ma ne potrete scegliere soltanto 3. E comunque sono nomi scelti dai partiti, capito? Una modifica al testo originale che non è stata firmata da Lega e Forza Italia, scettiche divise al loro interno, e che dovrà superare la prova del voto segreto. Basta, non vi dico neanche una lettera in più su questo argomento. Perché sono andato sulla Stampa? Non sono completamente impazzito, ma il titolo principale in centropagina è questo: ZES, il Nord vuole certezze. E qui c'è il silenzio. Ho allargato le braccia, così, come un predicatore nel deserto. Vuoi farmi vedere al popolo? Grazie, Francesco. Sammy Varin, predicatore. Vuoi che mi alzo in piedi? Mi alzo anche in piedi? Ok, mi alzo in piedi. ZES, il Nord vuole certezze, ok? Gli abbiamo dato tanti soldini, PNRR, 110% al sud, adesso c'ha più PIL del nord, ok, adesso tocca al nord. E questa cosa, zitti, non ha mica detto di no quelli di sinistra.
perché gliel'abbiamo prima data al sud sta cosa e quindi non può dire niente. Non è come l'autonomia che è partita dal nord e ce ne stanno facendo di tutti i colori, ma ragazzi la portiamo a casa. ZES, il nord vuole certezze, accelera il progetto per il rilancio dell'economia, ma c'è il nodo risorse. Piemonte e Lombardia in pressing. Il governo, un decreto per le imprese prima della manovra. Ne abbiamo parlato proprio ieri con Riccardo Molinari, capogruppo della Lega e capo della Lega in Piemonte. Adolfo Urso, ministro delle imprese, conferma l'anticipazione data dalla stampa e convoca le regioni per discutere la possibilità di istituire la ZES del Nord. E signori, con questa notizia io sono carico come una molla e vado avanti per almeno 3 settimane tranquillamente con le notizie più sfighevoli del mondo. Frega niente, vado avanti tranquillamente e sai che faccio? Mi vado a bere un caffè, festeggio la ZES. Sì. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Condizioni meteorologiche stabili con caldo anomalo su tutta la penisola a causa dell'ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale. In mattinata sole protagonista ovunque, anche in montagna, con temperature già elevate. Nel pomeriggio instabilità con locali temporali acquazzoni sui rilievi alpini del nord-est e localmente anche sui settori montuosi della Lombardia. Altrove il tempo risulterà stabile con una pesante canicola. Il termometro potrebbe infatti toccare i 38-40 gradi nelle aree interne della Sardegna e del centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno care amiche e buongiorno cari amici di Radio Libertà, da Alberto Acerbis. 030 68 40 408 oppure olioacerbis.com. Prenotate per il vostro fabbisogno primavera e estate il nostro olio extravergine di oliva Acerbis. Chi ci conosce già, chi lo usa ormai da anni, sa che è un prodotto molto importante, specialmente a crudo. Un olio che nasce dall'estrazione a freddo di olive italiane certificate all'origine. Imbottigliamo tutte le mattine sulle sponde del lago di Garda per portare sulla vostra tavola un qualcosa di unico, meraviglioso, straordinario che il mondo ci invidia. Prenotatelo adesso, potete prenotarlo dicendo io ascolto Radio Libertà e questa, fidatevi, una grandissima opportunità per il mese di maggio o per il mese di giugno, perché a luglio noi non garantiamo assolutamente di avere disponibilità. Il prezzo è rimasto quello, il prezzo è rimasto 84 euro, 6 bottiglie da 1 litro di un olio meraviglioso. Se amate fare la scarpetta, se volete mangiare bene, state ascoltando un messaggio giusto al momento giusto. 030 68 40 408 oppure olioacerbis.com. C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto. QDS te la racconta giusta. Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati, scegli il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Notte alta e sono sveglio, sei sempre tu il mio chiodo fisso. Insieme a te ci stavo meglio, e più ti penso e più ti voglio. Tutto il casino fatto per averti, per questo amore che era un frutto acerbo. E adesso che ti voglio bene io ti perdo ancora, ancora, perché io da quella sera non ho fatto più l'amore senza te. E non me ne frega niente senza te. Anche se incontrassi un angelo direi: non mi fai volare in alto quanto lei. Notte alta e sono sveglio, mi rivesto e mi spoglio, fa smaniare questa voglia, prima o poi farò lo sbaglio di fare il pazzo e venir sotto casa, tirare sassi alla finestra accesa, prendere a calci la tua porta chiusa, chiusa. Ancora, perché io da quella sera non ho fatto più l'amore senza te. E non me ne frega niente senza te. Anche se incontrassi un angelo direi: non mi fai volare in alto quanto lei. Ancora, 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 Beh, signori, qui siamo al massimo dell'eleganza. È un Edoardo De Crescenzo Dannata. Era il 1981 quando non vinse Sanremo, ma vinse il premio della critica con una giuria portata avanti da un tipo che si chiamava Sergio Leone. Però 1981, Edoardo De Crescenzo, eravamo bambini e lo prendevamo anche un po' in giro perché era un tipo anche sul bruttino e urlava, eccetera. Ma che successo con questo pezzo? Poi ne ha fatti molti altri che sono però caduti nel dimenticatoio da parte dei programmatori musicali, quelli importanti, delle radiofighe, eccetera, anche perché sono tutti ragazzetti che non conoscono neanche la musica, signori. È una vergogna, anche le radio di musica italiana, non pensate che anche voi che fate musica italiana capite ben poco di musica italiana. Va bene.
Allora, per fare un po' di ripetizioni, chi fa radio e non si intende di musica, ma soltanto di canzonette, da quest'oggi, ogni settimana, manderemo un pezzo di Edoardo De Crescenzo in questo nuovo album che si chiama Jazz. Eh sì, ancora in versione jazz, magistralmente riarrangiato in una suggestiva versione jazz blues nel progetto Essenze Jazz, disponibile anche in doppio vinile. Edoardo De Crescenzo esiste ancora, già, e gira in tournée, soprattutto nella sua Campania. Il 30 di luglio sarà a Nocera Inferiore, Salerno, il 19 settembre a Napoli, e lo ringraziamo perché ci sta ascoltando Edoardo De Crescenzo. Un grande onore, devo dire. 8:40, il buongiorno si sente dal Varin, certo, sono io, Sammy Varin. Una rassegna stampa così non esiste da nessun'altra parte, e meno male. Propongo la vendita di borsette per donne e borsello per uomini con spray al peperoncino come accessorio di serie. Oh già, mi piace questa cosa, Fio, ci sta, assolutamente sì, lo compro. Caro Sammy, caro Sammy, questo sia la migrazione dell'ultima ora. Aspetta un attimo che faccio fatica. State attenti, rileggete i messaggi e poi sembra che non sono capace di leggere. Questo sia la migrazione dell'ultima ora, soprattutto da Forza Italia, ha il sapore di una pezza messa per frenare la crescita vannacciana. E come no, certo, la crescita vannacciana, lo scrivono tutti i giornali di sinistra. È lo stesso peccato che siano proposte fatte dalla Lega 10 anni fa, capito? Cioè noi apriamo un negozio di cartomanzia. Già 10-15 anni fa sapevamo che sarebbe arrivato Vannacci a romperci i coglioni. Ma diciamolo, ma dai! Ma ci pensate deficienti? Voi di Repubblica, voi di sinistra? Ci pensate imbecilli? Queste robe le dice la Lega da sempre, sono il nostro DNA, Dio mio. E lo stesso tentativo sta avvenendo in Europa, con dei giri di una vite ormai ruggine per contrastare AfD e Le Pen. Io credo che la Lega abbia più punti in comune con Vannacci che con Forza Italia. Su questo sono d'accordo. Dov'è il fuoco? Metto la mano sul fuoco tranquillamente. Infatti, una mia proposta cattiva, chiaramente sono qui anche per esagerare, no? Per cercare di dire una cosa fuori dalle righe, come si dice, farla fuori dal vaso. Ho fatto la pipì prima fuori dal vaso, mea culpa, e scherzando, perché lo devo ripetere più volte, se no qualche giornalista collega subito mi fa l'agenzia ANSA, no? E se Forza Italia, per caso, vuole uscire da questo governo del centrodestra, ci tiriamo dentro Vannacci, tanto tra poco Vannacci supera anche Forza Italia, vai tranquillo. Sto ridendo, sto scherzando, non facciamo polemiche, mi rituffo sui quotidiani, facciamo prima. La Stampa oggi è magico perché è stato il primo che ha pubblicato questa cosa della ZES, una zona economicamente in cui si aiuta, ok? Ci siamo capiti? Si cerca di rendere le cose più facili burocraticamente. Finora le ZES le abbiamo fatte al sud, adesso le facciamo anche al nord, ok? E la Stampa oggi lo mette in prima pagina. Solo la Stampa. ZES, il Nord vuole certezze. E te l'ho detto, io con questo titolo vado avanti a pallettoni per 3 settimane, tranquillamente. Posso non mangiare, non bere, non voglio più niente, non voglio più nulla. Pagina 2 sulla Stampa, bisogna arrivarci poi alla notizia, adesso vi faccio soffrire. Pagina 2 della Stampa, legge elettorale, spiragli d'intesa, l'incognita del voto segreto. Godetevelo se volete. Cosa potrebbe cambiare nella legge elettorale? Con le preferenze? Solo capolista sarebbe garantito. I cittadini scelgono 1/3 degli eletti ed è quello che potrebbe accadere, ok? Con le liste bloccate, tutto sarà nelle mani delle segreterie, la decisione limitata soltanto al partito.
E anche qui, signori, so che non dormite la notte per queste cose, neanche la Lega. Mi pare che ci sia un certo menefreghismo anche da parte della Lega, ma sicuramente mi sbaglio, per cui giriamo volentieri la pagina. La pagina 3 della Stampa è per l'ultima esca di Meloni agli alleati. I leader avranno più poteri sulle liste, virgolettato. Ma a me interessa questo riquadro, guardatelo. No, non è sulle ZES, è su un'altra cosa. È il motivo per cui oggi la Stampa lo so, è difficile trovare un bar che abbia la Stampa, magari hanno Repubblica. Se siete a Torino, chiaramente io farei un giro, bevete un caffettino a Torino e vi leggete di soppiatto la Stampa. Guardate questo riquadro. Lega, blitz sul terzo mandato. Chiaramente mi è venuto un infarto, ho detto cacchio, cioè Zaia lo facciamo di nuovo, ma adesso è passato quell'altro, Stefani, come? Ma no! Il partito prova a forzare la mano, ma c'è il rischio di inammissibilità. È chiaro che come per le rate, le tasse a rater, la quinques, quelle robe lì, abbiamo provato a cercare di inserire anche e quelli che non erano inseriti nella quater ma non nella quinques. Uno dice ma come, era nella quater non nella quinques? Che ci vogliamo fare? Han detto di no. Adesso facciamo una mossa a sorpresa. La mossa a sorpresa sapete qual è? Pare il sequel di quelle viste lo scorso anno per consentire a Luca Zaia un terzo mandato. Allora quasi come un atto dovuto, perché Matteo Salvini non fece barricate, anzi per l'allora governatore veneto. Ora la Lega ci riprova. Per chi? Il deputato friulano Massimiliano Panizzut, su input del leader leghista, ha presentato un emendamento da inserire nella riforma elettorale. Obiettivo? Permettere un terzo giro di giostra ai presidenti delle regioni. Quello che non è stato concesso a Luca Zaia, Vincenzo De Luca, che comunque De Luca è contento lo stesso, Zaia sicuramente lo aspetta un futuro molto importante, diventerebbe in questo modo possibile per Fedriga, il governatore del Friuli, che termina il suo mandato nel 2028, come pure per Attilio Fontana, presidente della Lombardia. E qua, tutti in coro, la musichetta. Tanta da da! Vedo che siete preparati. Il presidente di Montecitorio è... sì, Lorenzo Fontana. No, leggevo Fontana, dicevo, ma come, non era mica della Lombardia? Sì, c'è anche lui. Esiste ancora e lo salutiamo, chiaramente, il mio fratello gemello, nel senso che la pensiamo allo stesso modo, solo che io parlo e lui non può parlare. Ti amiamo, Lorenzo. Lo so, il presidente della Camera non può dire determinate cose. Dicevamo, il presidente di Montecitorio, Lorenzo Fontana, anch'esso leghista, lo specifica anche, perché bisogna ricordarlo ogni tanto, ha considerato non è italiano, scusatemi, c'è scritto, lo stiamo inquadrando, vero? Perché sembro imbecille. A considerarlo inammissibile, ok. A considerarlo inammissibile l'emendamento che non ha attinenza con provvedimento in oggetto. Sembra di leggere i vostri messaggi, ragazzi, ma non c'è un computerino, un softwareino che controlli quello che si scrive sui giornali. Va bene, la Lega però, raccontano i ben informati, sarebbe intenzionata a chiedergli una riflessione supplementare. Il tentativo sembra ricalcare quelli fatti a suo tempo per Zaia. La Lega provò a inserire il terzo mandato nel decreto elezioni del 2024, ma gli emendamenti vennero bocciati anche dagli alleati di governo, Fratelli d'Italia, Forza Italia. Ci riprovò di nuovo senza successo nel giugno 2025. Perché questa mossa, si chiede il quotidiano La Stampa? Le ipotesi si rincorrono. Per alcuni è un modo per inchiodare Fedriga alla poltrona di governatore e non liberarlo per la corsa alla segreteria. Si sa, Fedriga è uno dei nomi che vengono considerati in pole position per sfidare la leadership di Salvini, soprattutto in caso di risultati deludenti alle elezioni. Oppure potrebbe essere semplicemente un modo per stemperare le tensioni interne. Come noto, molti big del Partito del Nord hanno vissuto con grande insofferenza diverse ultime mosse del leader, a cominciare dalla questione Vannacci, candidato alle europee con la Lega, ora rischia di svuotarla.
sia come sia, resta da vedere che fine farà l'emendamento di Panizzut, senza contare che la Corte Costituzionale aveva bocciato il tentativo di De Luca di aggirare il limite con una legge regionale ad hoc. Ma d'altronde, dovevo dirvelo, è un riquadretto che c'ha solo il quotidiano La Stampa, che a pagina 4, tada! Eccolo qua. Urso convoca le regioni per il piano del nord. Arriva il decreto imprese. Incontro in settimana con i governatori, poi il vertice prima di Ferragosto, il ministro cantiere per la ZES e norme antiburocrazia prima della manovra. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, scrive Paolo Baroni oggi sulla Stampa, dice vedo. Il collega Adolfo Urso, che guida il Dicastero delle Imprese del Made in Italy, conferma l'anticipazione data ieri dal nostro giornale, dalla Stampa, e convoca a tambur battente, sto battendo il tamburo, le regioni per discutere della possibilità di istituire la cosiddetta ZES del Nord. Sto battendo il tamburo, per accelerare gli investimenti industriali, alleggerendo i carichi burocratici e fiscali e semplificando le procedure. Al pressing delle regioni si associa Confindustria, mentre tra le fila della maggioranza, Lega e Forza Italia si sono già dette d'accordo e a loro volta premono sul governo. Quella di estendere la ZES a tutta Italia è una richiesta, dobbiamo valutarla, commentato ieri Giorgetti a margine della relazione annuale della Consob. Urso è convinto che vada aperto al più presto un cantiere specifico per il Nord, certo che anche Giorgetti vorrà essere della partita. La ZES al Nord la stiamo chiedendo da qualche decina d'anni. Il fatto che sia stata presa in considerazione è una cosa molto positiva. Aspettiamo con interesse la convocazione del ministro Urso, aveva commentato in mattinata il governatore lombardo Attilio Fontana, che si è detto molto contento dell'annuncio dato da Urso. Per il presidente della regione Piemonte, Cirio, le zone economiche speciali, ZES, rappresentano un'opportunità significativa, come dimostra la loro efficacia nelle regioni del sud Italia. Loro hanno avuto anche qualcosa in più, vabbè. La richiesta che portiamo avanti come governatore delle regioni del nord, ha poi aggiunto, nasce proprio dalla certezza che l'estensione possa rappresentare una leva strategica in grado di rilanciare le politiche di sviluppo territoriale e di alcune aree del paese, e penso per esempio al Piemonte, pur mantenendo una vivacità e un dinamismo economico importante, stanno pagando in termini di occupazione e investimenti la crisi strutturale dell'automotive e ha bisogno di interventi mirati per accompagnare la transizione del settore. Qua mi fermo, ma l'articolo quest'oggi è tutto per voi sul quotidiano La Stampa. Chiedo al nostro regista Francesco quanti minuti ho. Abbiamo il Qui Parlamento tra poco e mi dicono ancora 5 minuti posso andare avanti. Vado avanti 5 minuti. Ve l'ho detto, la notiziona è bella bella, insomma, questa della pagina 4 del quotidiano La Stampa. E tu dici, potrebbe esserci la fregatura? Non la vedo. Se la vedete fatemi sapere. Giro la pagina e si parla ancora, pagina 5. Già, è delle ZES, signori. In Piemonte gli imprenditori chiedono di blindare manifattura e industria. Auto, spazio, farma, così Torino punta alla ZES metropolitana. Torino deve svoltare. L'estensione della zona economica speciale, ZES, all'intera città metropolitana, secondo gli imprenditori torinesi, è la carta per blindare la manifattura e arginare la crisi dell'indotto. Il distretto locale subisce la pressione globale e la transizione all'elettrico, cercando alternative a un comparto in profonda mutazione. Occorre lavorare insieme sulla manifattura, anche a prescindere dall'automotive, il cui futuro è incerto, avverte il segretario di CNA Torino, Provenzano. Ma c'è un paginone solo su questo argomento, sul quotidiano La Stampa. In Lombardia, parlando di ZES, avanza l'ipotesi di un modello tax-free come per Livigno, che per anni ha funzionato bene. Andavamo tutti a Livigno a comprare una macchina fotografica e poi cosa è successo? Lo chiedo a qualcuno di voi che magari ne sa più di me. È successo che
che poi i negozi costavano come in Italia, com'è possibile? Mentre la benzina e il gasolio a Livigno, cavoli, poterci andare a fare benzina e gasolio, il resto delle cose sono aumentate di prezzo in maniera pazzesca. Qualcuno mi sa dire perché? Intanto però in Lombardia zone speciali, ZES ai confini, per frenare i transfrontalieri. Esodo sfida alla Svizzera. Paginone oggi sulla Stampa, modello Livigno, tax free, è una delle misure sulle quali si ragiona in Lombardia quando si parla di allargamento delle ZES, le zone economiche speciali. È un termine che bisogna imparare, ragazzi, è come autonomia. Bannacci non l'ha imparato ancora. Anche alle regioni del nord, motivo per cui il focus si stringe subito sulle province montane e di confine, Varese, Como, Lecco, Sondrio, in cui si salda la piemontese Verbano-Cusio-Ossola, un quadrante economico che da solo vale oltre 100 miliardi di euro di PIL, ma che si trova a fare i conti con l'attrazione gravitazionale dei cantoni svizzeri. Sono quasi 80.000 i frontalieri italiani che ogni giorno varcano il confine attirati da retribuzioni più elevate e da un contesto normativo più snello. A livello fiscale non c'è gara. Il Canton Ticino applica un'aliquota ordinaria sull'utile delle società che oscilla tra il 15 e il 20%. Una parte del risparmio fiscale serve a garantire stipendi più elevati ai lavoratori, un dumping salariale che attrae cervelli e manodopera qualificata, drenando capitale umano alle imprese italiane. Qua mi fermo, signori, ma è interessantissimo il doppio paginone quest'oggi sulla ZES del Nord sul quotidiano La Stampa. Restate lì, ci colleghiamo con il Parlamento, torniamo tra pochissimo. Qui Parlamento. Signor Presidente, colleghe e colleghi, oggi, a 10 anni da quella tragedia, quest'Aula si raccoglie nel ricordo delle 23 vite spezzate nello scontro ferroviario tra Andria e Corato e delle 58 persone rimaste ferite. Dietro questi numeri ci sono volti, famiglie, storie interrotte, affetti che il tempo non ha cancellato e che continuano a vivere nella memoria di un territorio intero. In questa giornata non siamo qui per discutere, ma per ricordare. Ricordare significa anzitutto riconoscere il dolore di chi ha perso una persona cara, ma anche custodire con rispetto la memoria di una comunità colpita nel profondo. Andria porta con sé una ferita che appartiene a tutti noi, perché ogni volta che una tragedia colpisce così duramente la vita di cittadini innocenti è l'intera coscienza civile del Paese a essere chiamata in causa. A 10 anni di distanza il primo dovere delle istituzioni è quello della vicinanza. Vicinanza alle famiglie delle vittime, ai feriti, a chi quel giorno ha vissuto ore di angoscia e di sgomento, a chi ancora oggi porta dentro di sé il segno di quel dramma. Il tempo non può restituire ciò che è stato perduto, ma può e deve trasformare il ricordo in un impegno condiviso di rispetto e di memoria. Oggi rendiamo onore anche ai soccorritori, a quanti intervennero con tempestività, coraggio e umanità in quelle ore difficili, testimoniando il volto migliore della nostra comunità nazionale. In quei momenti, accanto al dolore, emersono solidarietà, dedizione e senso del dovere, e anche questo fa parte della memoria che siamo chiamati a custodire. Andria non è soltanto il nome di una tragedia, è il nome di una ferita che chiede silenzio, rispetto e ricordo. È il nome di una comunità che ha saputo resistere al dolore senza smarrire la propria dignità. È il nome di una memoria che non deve attenuarsi, perché ogni vita perduta merita di essere ricordata con gratitudine e con amore. Alle famiglie e alle vittime va il mio pensiero più sincero e più commosso. A loro e a tutti i cittadini di Andria e di Corato va oggi il doveroso abbraccio dell'Aula, perché ricordare non significa soltanto non dimenticare, significa tenere viva nel tempo la presenza di chi non è più tra noi. E nel 10° anniversario di quella tragedia il nostro silenzio sia davvero il più alto segno di rispetto. Grazie.
Grazie onorevole Di Mattina. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Iris tra le tue poesie ho trovato qualcosa che parla di me. Le hai scritte tutte col blu su pezzi di carta trovati quella. Dimmi dove, dimmi come e con che cosa ascoltavi la mia vita quando non stavo con te. Che sapori, che umori e che dolori e che profumi respiravi quando non stavi con me. Iris, mi viene da dirti ti amo e lo sai, non l'ho detto mai. Quanta vita c'è, quanta vita insieme a te, tu che ami e tu che non lo rinfacci mai e non smetti mai di mostrarti come sei. Quanta vita c'è in questa vita insieme a te. Il mio nome, dillo piano, lo vorrei sentire sussurrare adesso che ti sono vicina. La tua voce mi arriva, suona come un'onda che mi porta il mare. Ma che cosa di più? Iris, ti ho detto ti amo e se questo ti piace rimani con me. Quanta vita c'è, quanta vita insieme a te, tu che ami e tu che non lo rinfacci mai e non smetti mai di mostrarti come sei. Quanta vita c'è in questa vita insieme a te. Roba buona, signori, la musica indipendente lo sapete, io la scelgo, la seleziono accuratamente, sono giovani, giovanissimi, a volte come Amanda Vitale, una versione intima e intensa, una riscrittura emotiva dedicata alla rinascita del famoso pezzo di Biagio Antonacci targato 1998, i tempi in cui mi piaceva Biagio Antonacci, Iris. E beh, martedì 28 la intervistiamo, Amanda Vitale, su Radio Libertà. 902 Francesco non lo sa, ma tra pochissimo c'è Alberto Acerbis, caro Francesco. Lo so, e si distrae il nostro ragazzo. È Vincent che, è vero, hai distratto Francesco perché gli hai parlato... Colpa mia, gli ho parlato di donne. Siccome qua si parla solo di uomini, sì, da buon calabrese io parlo di donne. Meno male, perché cominciavo a essere un po' preoccupato e quindi bravo. Parliamo ogni tanto di donne, ma soprattutto tra poco leggerò i vostri messaggi. Uomini, bambini, donne, ma non interessa il genere. 34067 09 659, questo è il numero a cui potete scrivere a Radio Libertà per commentare le notizie del giorno e non mancano mai, devo dire, i commenti, anche quelli belli tosti. Sentito Tajani ieri
che come la pensa con Macron, che bisogna diventare anche col sangue. Vadano loro in guerra contro la Russia, basta armi e soldi a quel pagliaccio di Zelensky che fa morire i giovani ucraini. L'italiano è un po' stentato, ma più o meno il succo c'è. Io non sono vannacciano, ma questo governo sta svuotando il Mediterraneo con un semplice cucchiaino, quindi nulla, arrabbiatissimo. Certo Sammy, certo che continuare a foraggiare una cloaca come lo Stato italico, questo è secessionista, non solo è da dementi ma è da sadomasochisti. Quando una gamba è in cancrena la si amputa, altrimenti tutto l'organismo muore. Già sentita sta cosa. È innegabile che l'Italica Repubblica è ormai fallita da decadi, sotto gli schiavi felici la vogliono tenere in piedi per non perdere quel pezzo di pane che gli arriva ogni tanto, caro Luca da Brescia. Sempre secessione. Quando finisce la guerra in Ucraina ci stanno rovinando economicamente e innocenti continuano a morire. Bisogna ristabilire i rapporti con la Russia. Scrive quest'altra. La Russia sta combattendo in Ucraina, non in Europa. Cosa c'entriamo noi? Togliete la scorta ai giudici. Semplice. Quando hanno il culo scoperto non parlano mica più così. Sì, la gente non ne può più, però nessuno va a aiutare quell'uomo vannacciano a togliere dalla strada l'iracheno ubriaco. L'hanno lasciato solo questi cagasotto. Si lamentano e mettono la coda tra le gambe questi italiani senza spina dorsale. Si meritano molta più delinquenza di quella che già c'è. Cosa sarebbe successo se fossero andati giù dall'auto in 10 a liberare la strada? Un segno mica da poco sarebbe stato per il governo. Potevano andare in tanti a prendere l'iracheno per un orecchio e buttarlo fuori strada, non c'era bisogno neanche di picchiarlo. Appunto, caro ascoltatore, non c'era bisogno di picchiarlo. Il vannacciano che a San Benedetto del Tronto ha picchiato l'iraniano o iracheno che dava fastidio, poteva fare a meno di picchiarlo. E poi mi richiedete il film Citizen Vigilante. Ritorniamo tra pochissimo a parlare con voi ascoltatori. Adesso parliamo di cose buone, signori. Ma chi abbiamo? Chi abbiamo se non la famiglia di Alberto Acerbis? Ciao. Ciao. Eccolo qua. Allora, cari amici, buongiorno. 2 minuti per ricordarvi il nostro olio extravergine di oliva Acerbis, per ricordarvi la qualità italiana che il mondo ci invidia. E chi conosce il lago di Garda sa che in questo periodo arrivano da tutto il mondo quasi a portarsi via una bottiglia di vino buono, una bottiglia di olio buono, perché sanno benissimo che il nostro territorio è proprio vocato per questa altissima qualità. Quindi per coloro che ci conoscono già, che da 33 anni acquistano quasi regolarmente, più o meno regolarmente, il nostro olio extravergine di oliva, come dissi a novembre, nel momento della francitura, tu non ti ricordi perché ormai la tua età ti fa perdere anche un po' la memoria. Come? Però non c'è abbastanza produzione per tutto il fabbisogno nazionale di olio extravergine di oliva in Italia. Anche noi chiaramente diciamo e chiediamo: vuoi l'olio per settembre? Se lo conosci già non avrai problemi a prenotarlo, noi lo teniamo in cisterna, te lo teniamo via a posto per te, come facevamo una volta nelle botteghe. Ti ricordi quando ti mandavano a prendere il panino nella bottega di periferia, ti dicevano: ascolta, la mia mamma mi ha detto di questo qua, me lo tieni via per la settimana prossima. Stessa identica cosa, noi siamo una bottega, abbiamo internet, abbiamo i social, ma vogliamo rimanere una bottega, quindi questo modo di fare ci appartiene proprio fisicamente, col cuore, i polmoni e le regaglie. E vi dico, volete l'olio per settembre? Dovete chiamare 030 68 40 408, il sito olioacerbis.com. Alberto, mi tieni via per metà fine settembre le mie 6 bottiglie di olio. E non vi dico questo perché ve lo voglio aumentare, no, il prezzo rimane sempre quello, 84 euro, 6 bottiglie da litro, ma soltanto per dirvi: guardate che non ne abbiamo per tutti, e quindi noi non andiamo a comprare in Spagna, in Turchia, in Francia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi per coloro che ci conoscono, per piacere, se volete, prenotatelo, anche perché a agosto non consegniamo, quindi dopo le vacanze abbiamo le segreterie, sono pieni di ordini. Radio Libertà come sempre ha un occhio di riguardo, 030 68 40 408. L'ultima cosa, molti ci chiamano e ci dicono: Alberto, noi siamo in 2 in famiglia, 6 bottiglie, rimango lì forse un po' troppo. Bene, se volete
le 3 bottiglie di olio Acerbis, dovete soltanto chiedere. Qui in questa camicia domandare lecito e rispondere è solo cortesia. Quindi 3 bottiglie, 45 euro di un olio meraviglioso, da usare a crudo, da usare in cottura, perché anche in cottura l'olio extravergine di oliva, lo sapete, è molto importante. Quindi 030 68 40 408. Dite io ascolto Radio Libertà quando ci chiamate o fate l'ordine tramite il sito, perché voi non avete il trasporto, ok? Quindi aspetto le vostre telefonate e a chi va in vacanza buona vacanza e buona informazione e buona musica a te. Grazie. Ok, Sammy, ci siamo, sono stato bravo, promosso. Grazie Alberto Acerbis. No, fermati, volevo chiederti a te cosa diceva mio nonno, ma tu non te lo ricordi. No, è impossibile ricordarlo. Il mio nonno mi diceva, Alberto, perché francese bresciano, perché vieni qua, ricorda sempre che l'olio bu è a gala. Alberto, ricordati sempre che l'olio buono viene a gala. Come tutte le cose genuine e come la verità. Buon ascolto. Grazie Alberto, è proprio sulla verità che andiamo tra pochissimo. Intanto però avete scoperto una cosa che non sapevate, si può ordinare l'olio extravergine di oliva Acerbis anche con sole 3 bottiglie. E non è male la cosa, perché molti di voi me l'hanno detto, cavolo, però 6 bottiglie effettivamente restano lì. 3 bottiglie e una si può regalare alla mamma, alla nonna, l'altra la si porta quando si va a cena da un amico e la terza, certo, ce la teniamo noi. 030 68 40 408, fateci un pensierino. Andiamo sulla verità, è minimo, ce l'ha detto Alberto Acerbis e ci andiamo, anche perché la verità oggi è potentissima. Parte con Report vuole in galera chi dà notizie su Report, adesso cominciano a querelare. La trasmissione ci accusa di rivelazione di segreto. Bersaglio sono gli articoli sui rapporti Ranucci-La Vitola pubblicati dal nostro giornale e da Domani. I grandi inquisitori pretendono di impedire ai colleghi di fare quello che loro fanno quotidianamente, tutelare le fonti. Anche Bassetti denuncia la verità, ma perde la causa, signori. Eccolo qua, Bassetti in primissima pagina oggi sul quotidiano La Verità, che titola anche AIFA sapeva che i vaccini avevano problemi. Ecco cosa chiedere a Speranza. In centropagina però un articolo che, se non fosse per la drammaticità, farebbe anche ridere. Sinistra contro i fiumi, sì, uccidono i migranti. Allarme dei Dem senesi. Il PD di Siena dice che gli ultimi casi di annegamento riguardano persone nordafricane o balcaniche che non hanno esperienza. Ci vogliono divieti di balneazione, almeno nei punti più pericolosi, e cartelli in arabo. Hanno scoperto l'acqua calda questi, però una cosa nella sua drammaticità fa sorridere. In Italia si registrano mediamente 330 decessi per annegamento ogni anno e circa una vittima su 5 non è residente nel nostro paese, percentuale elevata. Il PD senese lancia l'allarme: i fiumi uccidono gli stranieri, è virgolettato, che non hanno esperienza. Serve dunque un divieto di balneazione nei punti killer. E questo è razzismo, signori, cioè non fanno entrare in acqua gli stranieri. Attenzione. È il caso di entrare subito sul quotidiano La Verità, mentre vedo che state già scrivendo al 340 6709 659. Prima una battuta su il sistema elettorale, si chiama ancora Stabilicum, quadra nel centrodestra, scrive a pagina 7 La Verità, ma così per vincere serve Vannacci. L'emendamento su capilista, bloccati e preferenze, presentato da Fratelli d'Italia e centristi, può pacificare la maggioranza. Generale potenzialmente decisivo per il bonus previsto per la coalizione che arriva prima, superando il 42%. In poche parole, capilista bloccati e 3 preferenze da esprimere tra i candidati i cui nomi sono già inseriti nel listino. Dovrebbero essere 6 i nomi inseriti, voi dovete sceglierne 3.
più il capolista che sarà comunque quello sicuro. Questo è l'emendamento alla legge elettorale presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati UDC, che dovrebbe accontentare anche Lega e Forza Italia, contrarissimi alle preferenze. Il motivo è estremamente semplice. Ascoltate che qui lo spiega bene Carlo Tarallo. Per i partiti più piccoli, nei collegi plurinominali, la percentuale di eletti con le preferenze sarebbe residuale e quindi scatterebbero sostanzialmente solo i capilista bloccati, ok? Primo della lista. Per quelli più grandi, invece, la quota di eletti con le preferenze crescerebbe fino a toccare, secondo una dettagliata analisi di U-Trend, circa la metà degli eletti totali, se un partito arriva al 30%. Al di là della legge elettorale si conferma decisivo il partito di Roberto Vannacci. Stando ai sondaggi attuali, se Futuro Nazionale non sarà alleato con il centrodestra, l'attuale maggioranza rischia di non raggiungere quel fatidico 42% che è la soglia da raggiungere per fare scattare il premio di maggioranza. Ok? Qua mi fermo, ma c'è un intero paginone che spiega bene sul quotidiano La Verità cosa potrebbe accadere. E intanto questa sera ci sarà lo show, se non erro. Questa sera mi pare di sì. Giro la pagina. Contro i clandestini bastano le leggi vigenti. Altro bell'articolo del presidente di sezione emerito della Corte di Cassazione Pietro Dubolino. Nella giurisprudenza italiana esistono già numerose fattispecie che consentono alle amministrazioni di espellere gli immigrati che si rendano colpevoli di reati. Se si applicassero le norme, avete capito? Le norme non si applicano molto spesso o vengono, dai che ce la fate, interpretate. Se si applicassero le norme non servirebbero nuovi decreti per attuare in modo deciso i rimpatri, la famosa remigrazione. Oggi sul quotidiano La Verità, bella potente. La potenza però che fa scattare l'arrabbiatura arriva a pagina 13. Guarda qua, bus gratis ai migranti. Biglietti salati ai bolognesi. Si riprende il titolo dell'editoriale del direttore Belpietro del 12 di luglio. Cosa titolava La Verità il 12 di luglio? A Bologna il PD paga pure l'autobus ai migranti. Bus gratis ai migranti, biglietti salati ai bolognesi, si scrive oggi sul quotidiano La Verità. Come utilizzare al meglio un disavanzo di bilancio di un comune in tempi di magra, se non per garantire agli immigrati ospiti dei centri di accoglienza, a spese nostre, di viaggiare sui mezzi pubblici in modo completamente gratuito, doppiamente quindi a spese nostre. A farlo ci ha pensato Matteo Lepore, che nella sua veste di sindaco della città metropolitana di Bologna ha deciso che, crepi l'avarizia, i titoli di viaggio del trasporto pubblico locale per i richiedenti asilo ospitati nei CAS saranno completamente gratuiti. Qua mi fermo, ma c'è una certa arrabbiatura da quelle parti. Giro di nuovo la pagina, signori, ed eccola qua la polemica drammatica ma divertente di pagina 15. Il PD che ha dichiarato l'acqua è un rischio per gli immigrati. All'ennesimo straniero morto nel fiume Elsa, i Dem di Siena riconoscono che i migranti non hanno la stessa nostra cultura, almeno per quanto riguarda il nuoto ci sono arrivati, e dunque propongono maggiori divieti, scritti in che lingua, e corsi di educazione, signori. Paginone oggi a pagina 15 del quotidiano La Verità. Te l'ho detto, se non fosse una roba drammatica ci sarebbe da ridere. Patrizia Floderreiter, lezioni agli stranieri su come bagnarsi in sicurezza, altrimenti ce li ritroviamo annegati. Il PD propone di mandarli a scuola dai bagnini perché non conoscono le insidie acquatiche. Osservando con attenzione gli ultimi 3 casi di bagni mortali avvenuti nel fiume Elsa dal 2021 a oggi, un dato salta all'occhio. Le vittime sono tutte persone di origine straniera, nordafricana o balcanica. È un aspetto questo che credo dovremmo tenere in grande considerazione per poter garantire che tragedie del genere non abbiano a ripetersi. Così ha dichiarato Francesco Cavalieri, capo
capogruppo PD in consiglio comunale a Colle Valdelsa, provincia di Siena. Qua mi fermo, ma naturalmente l'articolo prosegue e naturalmente ci dispiace per queste cose così drammatiche e bisogna insegnargli sì che fare il bagno è pericoloso. Così è come anche salire sul barcone è pericoloso, non lo capiscono, dispiace di questo dramma, dispiace davvero. Cosa fare secondo voi? 3406709 prendiamola con un sorriso, non rassegniamoci alla solita rassegna stampa. Abbiamo inventato questa e vi porto sul Libero. Ranucci, il segreto di Giletti. Titola strano oggi il quotidiano Libero. Un Mr. X dietro la bomba a Mr. Report. Il conduttore dà 4 indizi per individuarlo. Dalle carte spunta un nome: Corrado. Sigfrido subito dice querelo. Permessi di soggiorno ai criminali, siamo in centropagina, sempre sul quotidiano Libero. Molestatori e spacciatori. I giudici dicono vanno accolti. Il pusher straniero di Firenze salvato dal TAR di cui ha parlato già ieri Libero è solo la punta di un iceberg ben più profondo di questure che rifiutano di rilasciare o di rinnovare permessi di soggiorno a spacciatori. Per fortuna è piena l'Italia. Poi però si apre la strada dei ricorsi ai tribunali amministrativi. Sempre sul quotidiano Libero, in prima pagina l'editoriale del direttore di Radio Libertà Giovanni Sallusti, l'incredibile dibattito a sinistra. Vogliono la patrimoniale, ma senza chiamarla così. Occorre fare un atto di onestà intellettuale e riconoscere che l'autoproclamato campo largo ha almeno un punto qualificante e riconoscibile che garantisce un'unità pragmatica: il massacro del contribuente. L'attrezzo del mestiere è sempre quello, la patrimoniale, o meglio l'ennesima patrimoniale, visto che nel bel paese esiste già una dozzina di imposte patrimoniali. Già, l'articolo prosegue a pagina 7 sul quotidiano Libero. Entriamo all'interno. Il governo prepara la stretta anti-Maranza. Sì, ne parla anche il Corriere. In Consiglio dei Ministri arriva un decreto per dotare anche i vigili urbani di più strumenti di fermo preventivo contro le baby gang. Pietro De Leo. Gli ultimi casi di cronaca confermano che esiste ancora un problema di delinquenza giovanile finora rimasto irrisolto, con i casi delle baby gang che continuano a costellare le cronache metropolitane su e giù per la penisola. Basti vedere per esempio il caos che si è scatenato a Roma qualche settimana fa, con una torma di giovanissimi accaniti contro un'auto della municipale nei pressi del Colosseo. Tutto questo fornisce il quadro di un lavoro sulla sicurezza che non è ancora finito e chiama un nuovo intervento dopo i provvedimenti già approvati. Il governo Meloni dunque sarebbe pronto a varare nuove urgenti misure restrittive. Il disegno di legge sulla sicurezza, dopo le ultime limature tecniche, è atteso sul tavolo del Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva, con l'obiettivo di introdurre un giro di vite ancora più severo contro i fenomeni legati alla devianza giovanile e ai cosiddetti Maranza. Tra le ipotesi più calde al vaglio dell'esecutivo spicca l'estensione della facoltà di applicare il fermo preventivo, quello che non piace al PD, anche agli agenti della polizia locale, seppur in contesti e situazioni ben definiti. Si tratta di un meccanismo introdotto inizialmente a febbraio per evitare disordini e violenze durante le manifestazioni pubbliche, ma che il Viminale punta ora a impiegare anche nel contrasto alla cosiddetta mala movida urbana. Qua mi fermo, signori, ma è un paginone tutto da leggere per saperne di più sul quotidiano Libero. Attenti. Giro la pagina 5, spacciatori, stalker, rapinatori, così i giudici salvano i clandestini. Da Firenze alla Spezia, da Vicenza a Ravenna, le questure negano i permessi di soggiorno ai migranti pregiudicati, poi però la magistratura puntini. Anche sul Libero la notizia del picchiatore di Futuro Nazionale. Atterra un immigrato per strada, intralciava un iscritto a Futuro Nazionale malmena un iracheno nelle Marche ed è polemica.
Il fatto che lo scriva anche Libero, notoriamente non di sinistra, ha un significato? Punto di domanda. Andrea Valle, sabato sera sul lungomare di San Benedetto del Tronto, un iracheno già noto nella zona per le sue intemperanze è fermo sulle strisce pedonali e blocca il traffico. Di lì passa Giuseppe Barboni, imprenditore finito nella top 100 di Forbes nel 2022, oggi iscritto a Futuro Nazionale. Dopo una discussione verbale, quando l'extracomunitario aumenta i decibel della voce, Barboni lo atterra e lo prende a pugni. Qualcuno gli dice di fermarsi, ma lui a quel punto alza l'uomo di peso e lo scaraventa contro un paletto del marciapiede. Immagini che fanno il giro del web, anche perché a postarle è lo stesso futurista. Qua mi fermo, ma chiaramente chiedo a voi ascoltatori un pensiero al 340 67 09 659. So bene cosa significa quando ti prudono le mani e quando vedi qualcuno che fa qualcosa di molto molto brutto. Forse bisogna compesare anche la reazione? Non lo so, ditemelo voi. Poi, ripeto, mi state chiedendo anche questa mattina il film Citizen Vigilante, vietatissimo in Europa, che racconta la storia di uno che si fa giustizia da sé e che viene anche molto amato dai cittadini. Peccato che poi se la prenda anche con la polizia e li uccida tutti. E queste sono cose forse da non fare. Pagina 7. La sinistra vuole la patrimoniale, ma senza chiamarla così. È Giovanni Sallusti, il nostro direttore, che fa questo paginone di meditazione sul futuro. E certo, e se non darete forza alla Lega o al centrodestra, potremmo finire così. Millionaire tax, next generation tax, exit tax, l'incredibile dibattito sulla gabella. La sinistra vuole la patrimoniale, ma non la chiama più patrimoniale, sappiatelo. Oggi sul quotidiano Libero. Divertentissima poi la pagina numero 11, ragazzi. Ne parla anche La Stampa, mi pare. Sì, scontro tra frati e vescovo sulla pasta antifascista. Ogni estate, chiaramente, organizzano le pastasciutte antifasciste. L'altro anno ti facevano anche firmare il referendum. Ad Ascoli è caos contro la parrocchia. Diventa un caso politico la decisione di negare gli spazi all'evento del collettivo Cacciara che organizzava questa pasta antifascista. La diocesi alla fine cede. Pastasciutta antifascista sì oppure no il 26 di luglio, via Sisi 2, Ascoli Piceno, una pastasciutta antifascista dai frati? Tan, ta, da, dan. Se preferite c'è il taglio basso con l'articolo di Francesco Storace che titola "Ecco il libraio che invita a uccidere i fascisti". I tipi di editore invocano la violenza contro la destra. Anche questo mancava alla mia collezione. Resto su Libero perché nel panino milanese di Libero è importante: polizia, più uomini dal Viminale, arrivano i rinforzi. Sapete che Fontana, il nostro governatore, non era mica tanto contento perché ne arrivavano troppi pochi. Dopo i dubbi sollevati dal governatore Fontana sul numero esiguo di forze dell'ordine da destinare alla regione Lombardia, Roma corregge il tiro. Da agosto in servizio 264 nuove unità, polizia più uomini dal Viminale. Poi all'interno e in Lombardia arrivano i rinforzi, Fontana porta a casa più agenti. Però questa notizia fa il paio con la pagina 35 di Libero, con l'intervista a Mario Furlan, fondatore degli storici City Angels. Lancia l'allarme: troppi soggetti pericolosi a Milano, tra irregolari, maranza, baby gang. Questa città ora fa paura. E se lo dice Mario Furlan, c'è da credergli, signori. Oggi Libero decisamente potente, è un invito alla lettura. Lo sapete, non sono qua per fare pubblicità ai quotidiani, ma per invitarvi a leggerne almeno uno alla settimana. Non chiedo tanto, almeno uno alla settimana. Giro quotidiano, sto per andarmene, ma a pagina 9 del quotidiano Il Giornale, anche questo mancava la collezione. Dallo strip club
alla messa in latino, ecco chi è il cappellano di Vannacci, signori. È arrivato il cappellano di Vannacci. Questo faceva il barista in un locale, uno strip club. Oggi è parroco in Liguria. Il polacco Dom Tomasz Jokiewicz ha sposato la linea politica del generale Vannacci, l'interesse del partito. Quindi il generale Roberto Vannacci ha trovato il suo cappellano, sebbene non militare. Articolo di Nico Spuntoni, sembra una cosa da lercio, invece è tutto vero, sul quotidiano Il Giornale. Vado sul Tempo. Sto svolazzando proprio, ragazzi miei, ma cerco di darvi anche degli spunti intelligenti. Non mi capita spesso. Pagina 15 del Tempo. Biocarburanti, signori, e ne stiamo parlando abbastanza sui giornali in questi mesi. Forse con tutti i problemi che abbiamo, magari passare ai biocarburanti è una soluzione, visto che continua a aumentare la benzina, lo sapete. Nei biocarburanti la via italiana alla transizione intelligente. Articolo di Gianluca Zapponini, a pagina 15 del quotidiano Il Tempo. Un'opportunità per l'agricoltura. Non c'è concorrenza tra il cibo e gli scarti di produzione destinati alle bioraffinerie. La ricetta del viceministro Gava per una decarbonizzazione che non distrugga l'industria. Una via italiana alla transizione intelligente, la via dei biocarburanti. Paginone quest'oggi solo sul quotidiano Il Tempo. A proposito di tempo, l'avrei finito. Quanto tempo ho, Francesco? Ci siamo? È arrivato già l'editoriale? Ci siamo quasi. Vi leggo la prima di Repubblica. Scudo contro i missili russi. E naturalmente ci prepariamo a lanciare questo scudo antimissile tramite Macron, che ha riunito i volenterosi e ha urlato pronti a versare il sangue. Una bella frase, ci piace proprio. Trump torna in guerra, blocco di Hormuz e siti nucleari nel mirino, e in taglio basso petrolio e gas, altra impennata nei prezzi. Giro di nuovo la pagina e sono sempre sul quotidiano La Repubblica, perché La Repubblica dedica un intero paginone alla sicurezza, pagina 19, nuova stretta in arrivo, fermo preventivo esteso ai vigili, e Repubblica dice come se fosse una cosa che è merito di Vannacci, no? Mentre è una roba che meditiamo da un pochino di anni, caro Lorenzo De Cico e Giuliano Foschini. Vannacci spaventa il governo, siamo su Repubblica. Oggi disegno di legge in Consiglio dei Ministri, il nodo degli organici delle forze dell'ordine, forfè di Molteni, Prisco dagli Antifa, tutto quanto in un paginone quest'oggi sul quotidiano Repubblica, che certamente vi consiglio. Chiudiamo anche qua con la pastasciutta antifascista. C'era solo un riquadretto sul Libero, ma pagina 24 c'è un intero paginone, la contesa della pasta antifascista. Quella parola è inopportuna. Ascoli Piceno, il no dei fedeli più ortodossi costringe il parroco a vietare lo spazio, poi il vescovo sposta l'evento in periferia. Ragazzi miei, antipasto primo, dolce, vino, solo 10 euro se partecipi alla pastasciutta antifascista, con in taglio basso anche l'intervista a Lorenza Roiati, la titolare del panificio antifascista L'assalto ai forni. Il mio forno partigiano per il comune non esiste, ma non abbasso la testa.